Nel campionato di promozione girone D, risultato tennistico per l'Akragas di Sebi Catania, che non ha grosse difficoltà a superare la giovane formazione dello Scicli. 6 gol al malcapitato avversario di turno e vetta dalla classifica solitaria dopo il pari del Priolo maturato nell'anticipo del sabato con il Pro Ragusa. Inizio spumeggiante della compagine dei Templi che ha avuto le condizioni ideali per esprimersi a certi livelli sul terreno in erba sintetica del Totorusso di Aragona. Dopo una traversa piena colpita da Lopez, alla 20ª arriva il vantaggio a Cragantino per merito di King, che è stato abile a sfruttare un assist di tripla a coronamento di un'azione veloce di contropiede. Sbloccato il risultato, l'Akragas continua a giocare in discioltezza e vista il vantaggio al 39esimo con un colpo di testa di Fragapane sul cross dalla bandierina di Jama. Sciclimbali dell'Akragas che alla fine del tempo subisce il tris di Tenny Lopez che riprende una corta respinta del portiere su punizione di Jama. Nel secondo tempo partenza veloce biancazzurra che ottiene il poker al 48esimo ancora con Ten Lopez imbeccato dal solito Jama, sicuramente il migliore in campo. Si susseguono le sostituzioni sia da parte dell'Akragas che dello Scicli, ma non cambia sotto il profilo del gioco. Infatti al 59esimo un assist di Tripoli trova pronto il neoentrato Gambino a segnare la quinta rete della giornata. E il poker, l'attaccante Begazzurro Gambino non ci sta e al 71esimo porta a 6 il bottino totale con un tocco che il portiere non riesce a trattenere. Mercoledì prossimo sarà sfida di Coppa a Santa Margherita Belice, mentre domenica 23 novembre sarà sfida a Santa Croce Camerina contro il locale team che veleggia in piena zona playoff. In classifica generale l'Akragas è da solo a comando, approfittando appunto, come abbiamo detto prima, della mezza battuta d'arresto del Priolo che nell'anticipo del sabato ha pareggiato con il Pro Ragusa per 2-2. Ed ora il girone A di promozione dove prosegue la fuga a pari punti sia per l'Aragona che per il Gemini. Entrambi infatti hanno vinto fuori casa di misura, tanto basta per guadagnare l'intera posta in palio e staccare di qualche punto l'immediata inseguitrice. Vince l'Aragona sul difficile campo del Camporeale a conclusione di un'autentica battaglia campale, dove a decidere la gara è stata la rete vincente del difensore Saggio, battuta d'arresto della Margheritese, che è stata sconfitta a Palermo dal locale Sport. Prodezza esterna anche per il comprimario Gemini. Aragona e Gemini continuano a braccetto la corsa in vetta alla classifica con 23 punti, lanciando un messaggio ben preciso al campionato. Alle spalle delle due battistrada l'altra agrigentina Margheritese che perde terreno essendo stata sconfitta per 2-1 dallo Sport Palermo. Non va meglio a Casteltermini che non riesce a superare nello scontro diretto il Città di Casteldaccia. Il risultato finale è stato infatti di 1-1 e domenica prossima l'Aragona ritorna in casa contro il Mareneo Academy, il Gemini ospita lo Sport Palermo, mentre la Margheritese sfida in casa di Mazzara. Quindi, ed infine, il Casteltermine sarà di scena ad Aspra. Silvio, ottava giornata di campionato, il Priolo pareggia, l'Akragas vince nettamente ed è testa della classifica da soli. Siamo molto contenti per quello che stiamo facendo sicuramente, per quello che ci dice il mister ogni giorno e va bene così perché ce lo meritiamo. Da oggi inizia però il vero nostro campionato, siamo da soli a punteggio pieno e quindi dobbiamo continuare così. Si gioca al Totorusso di Aragona in un sintetico splendido, non è un caso che l'Akragas abbia fatto 6 reti. No vabbè, il campo sicuramente l'Esteneto è un buon campo, però qua è più pulito per giocare. Noi stiamo adattando a tutti i terreni, sia duri che morbidi, sia qualsiasi campo che ci aspetta la domenica. Abbiamo fatto 11 su 11 con la Coppa Italia, da domani iniziamo a preparare la partita di mercoledì per il passaggio del turno che noi ci teniamo ed è importante pure. Mister, è arrivata la testa della classifica in solitario, non abbiamo vinto niente, tu lo dici sempre, lo predichi tra virgolette ogni settimana, però è una bella soddisfazione essere da soli in vetta. Ma è importante per i ragazzi, per questo splendido pubblico e dobbiamo continuare.
lo sapevamo dall'inizio che non era facile, oggi ci prendiamo la testa dalla classifica e ora non la dobbiamo più lasciare, si lotta giorno dopo giorno per non lasciarla più. Non è un caso che 2 volte in questo campo un 6 reti e 5 reti a Aragona e Scicli, significa che il terreno aiuta. Dobbiamo essere anche onesti, è chiaro che è un terreno che ti permette di giocare a calcio. Oggi i ragazzi sono stati bravi, che la prima mezz'ora siamo stati bravi, hanno avuto un impatto importante con la partita, sono contento, ribadisco, per la società, per i ragazzi e per questo splendido, ribadisco, pubblico che non è facile avere in categorie superiori. Hai avuto modo anche di fare un po' di turnover, di far rifiatare qualcuno e farlo uscire prima, di concedergli un po' di riposo in più perché mercoledì c'è un'altra partita importante. Già la testa io ce l'ho mercoledì perché abbiamo un'autentica battaglia, rispettiamo moltissimo la Margheritese, vogliamo passare il turno di Coppa e andremo lì per fare la nostra partita, consapevoli di affrontare un'ottima squadra. Presidente, ogni domenica alla fine della partita dell'Agregas ti vedevamo spulciare i risultati per vedere cosa aveva fatto il Priolo. Oggi lo sapevamo già cosa aveva fatto il Priolo e sappiamo che siamo primi in classifica soli. Una bella soddisfazione dopo 8 giornate. Sì, oggi era una giornata importante per noi perché appunto il Priolo ieri diciamo che ha fatto un mezzo passo falso e quindi per noi era fondamentale vincere questa partita. I ragazzi erano carichi. Abbiamo fatto una bellissima prestazione, un pubblico eccellente, giochiamo fuori dall'Esteneto ma il pubblico agrigentino ci ha seguito fino ad Aragona in tantissimi e quindi siamo solo contenti e felici. Ora pensiamo alle prossime perché partita per partita la nostra malattia è quella di vincere e vincere sempre. Possiamo dire che abbiamo trovato una bella casa, è buono, è ottimo questo impianto. Sì, devo dire che il sintetico ci aiuta perché anche tecnicamente giochiamo meglio, ma poi devo dire che sì, l'impianto è davvero bello. Sì.